Cosa è andato bene nel 2023 e cosa è andato male? Bene sono andate le colture industriali, le grandi produzioni, cereali, bene in alcuni casi sono andate anche alcune produzioni orticole, male per esempio è andata la produzione bovina, male sono andate sicuramente le frutticole che hanno risentito delle gelate primaverili. Il valore della produzione agricola quest'anno, nel 2023, ha segnato un aumento del più 2,4%, siamo a 7,9 miliardi di euro. 59.000 le aziende agricole presenti, in calo dell'1,9%, sono dati diciamo abbastanza in linea con quello nazionale. Da segnalare anche il saldo negativo della bilancia commerciale, che tutto sommato però ha tenuto bene perché è diminuito, ma è meno della metà rispetto allo scorso anno, in quanto le esportazioni, più 7%, hanno più che controbilanciato l'aumento delle importazioni, che è stato solo del più 3%.